Il 6 maggio del 1976, l'evento che sconvolse il Friuli, ovvero l'Orcolat, il terremoto, 1000 morti, 150 bambini tra questi 1000 morti. 45 anni dopo, cosa ci ha insegnato l'Orcolat? 45 anni dopo abbiamo un nuovo modello del Friuli cresciuto grazie a questa ricostruzione. Che cos'è rimasto e soprattutto che cosa ci ha insegnato alla luce di quella che abbiamo imparato a essere una nuova guerra? Non è più l'Orcolat, in questo caso è il Covid. Di questo ne parleremo nel corso della puntata. Nella prima parte abbiamo due ospiti. Da una parte Franceschino Barazzutti, che allora era stato vice sindaco di Cavazzo, oggi è presidente onorario dell'Associazione Comuni Terremotate e dei sindaci del terremoto. Dall'altra parte Mario Garlatte, un testimone del terremoto. Magari qualcuno non si ricorda, dopo cercheremo di capire chi è esattamente. Buonasera a entrambi. Buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Inizio da lei, Barazzutti. Io ho fatto un preambolo per dire 45 anni fa 1000 morti, quest'anno con la pandemia abbiamo avuto 3000 morti. Sono due cose diverse, però hanno qualcosa in comune, il fatto che dobbiamo ricominciare, dobbiamo ricostruire. Barazzutti, cosa si ricorda di quei momenti e secondo lei dove stiamo andando adesso con il Covid? Abbiamo imparato qualcosa con questo Orcolat? Ci sono delle similitudini e una profonda differenza. Le similitudini, anche questa pandemia, come il terremoto, ci ha colti di sorpresa. Arriva in un botto. Ecco. E di fronte a queste situazioni ci si trova smarriti. Difatti siamo rimasti tutti sorpresi, smarriti, e ci guardavamo intorno nei paesi e nel terremoto, nelle scosse. Però allora, ecco, allora, era ben visibile, era fisico il disastro, lo si vedeva, no? Questa volta è un disastro ma subdolo, non si vede, ecco, penetra invisibile, non dà scosse. Non puoi fuggire e uscire di casa e metterti nella tenda, nel riparo, eccetera. Ecco. Allora, la mia generazione ha imparato tanto da quell'esperienza. La prima è quella di recuperare subito lo smarrimento e di interrogarci. Cosa dobbiamo fare? E farlo tutto assieme. E se ci sono diversità di vedute, devono essere in un confronto leale, non poco. A me fanno paura le polemiche di questi giorni. Bene, e poi bisogna passare alle fasi concrete. Noi allora avevamo avuto una grande partecipazione della gente. Questo è stato uno dei caratteri fondamentali della nostra ricostruzione. Bene. Noi adesso dobbiamo essere altrettanto partecipi nel superare questo malanno e possiamo farlo solo nella misura in cui teniamo comportamenti responsabili. Ecco, questo per ciò che si riferisce al superamento della fase del virus, dell'epidemia e poi nel ricostruire ciò che i danni di questa epidemia. Io vorrei dare un messaggio, insomma. Vediamo di restare uniti e di non perderci nelle piccole polemiche, un'ora in più o mezz'ora di più o di meno di chiusure. Ecco, la sostanza è un'altra. Atteggiamenti responsabili. Come l'abbiamo superato il terremoto, l'emergenza allora, l'emergenza e la fase della ricostruzione, dobbiamo farlo anche adesso, ecco, con quello stesso spirito. Esattamente, Barazzutti, probabilmente insegnamenti, con questo spirito. certo, insegnamenti che probabilmente qualcuno ha dimenticato, ci si ricorda di più di fronte, probabilmente si ha molta più notizia quando si fa divisione piuttosto che unione in questo momento.
Garlatti, allora magari qualcuno adesso non sa chi è Garlatti, se qualcuno lo abbina avete ascoltato magari quel nastro registratore che stava registrando i Pink Floyd quella sera, quando a un certo punto si interruppe e si sentì voci di persone che urlavano, ecco quel nastro che registrava questa canzone dei Pink Floyd era quella di Mario Garlatti, un bambino allora, adesso ovviamente è cresciuto. Anche lei, Garlatti, si ricorda di una generazione più unita in quel momento di fronte a quella che era una sconfitta dovuta a un disastro naturale e adesso venne tante divisioni? Sì, diciamo che quello che è importante, che io posso notare, è che comunque queste tragedie, tra virgolette, alla fine, dopo il primo momento di smarrimento, hanno fatto uscire quello che c'è di buono in noi. Si è visto nella ricostruzione del Friuli, presa a modello da tutto il mondo praticamente, e questo fa ben sperare anche per la ricostruzione che dovrà essere subito dopo questa tragedia, altra tragedia del Covid. Ecco, io ho notato questo. Lei che cosa si ricorda di quegli istanti? Cosa si ricorda di quella sera? Mi ricordo tutto, mi ricordo il registratore che avevo, il giradischi, le scosse terribili che ci sono state, gli urli, le immagini, quelle sono ormai rimaste impresse e moriranno con me, diciamo, quella memoria lì. È impossibile dimenticare una cosa simile. Che Friuli ha trovato in quegli istanti dopo il terremoto e che cosa trova oggi? Ma io ho trovato un Friuli che diciamo si è compattato, si è unito e ha reagito con grande forza. E non so ancora, sinceramente, adesso non lo vedo, non riesco ancora a vederlo con questo Covid, però può darsi che emerga tra poco, perché forse siamo ancora immersi in questo grosso problema. Non siamo ancora riusciti a recuperare la nostra forza ancora. Però lo spirito c'è e prima o poi verrà fuori. Barazzuti ha sentito Garlatti, voi siete stati fautori quando nacque la protezione civile, voi siete stati fautori di quel Fasin di Bessoi. Questa nuova generazione, secondo lei, può fare costruire qualcosa in questo momento? Nella misura in cui io penso di sì, perché la realtà prima o poi mette tutti davanti a sé, alla realtà, e tutti devono affrontarla, perché non è possibile fuggire, perché ti corre questa mente. Ecco, ma io penso che usciremo, perché siamo un popolo a vonda di sé, no? Come Furlan, certo. Ecco. L'importante si può uscire nella misura in cui i padri e i nonni la smettano di dire ai propri figli e nipoti: tu non stai impacciati nella cosa pubblica, fai i tuoi fatti, i tuoi interessi, non stai impacciati in quella che è la vita della comunità. No, invece, devi sì curare i tuoi interessi, ecco, fa i fatti tuoi, ma contemporaneamente, ecco, fai parte di una comunità e devi interessarti dei problemi della comunità tua dove vivi e continuare e cercare di risolvere quei problemi, perché diversamente ti cadranno addosso, Ecco, allora l'esempio della ricostruzione nostra, in cui la gente, anziani, giovani, donne, io ricordo le riunioni anche vivaci dei comitati delle tendopoli, dei comitati delle baraccopoli, in cui la gente gestiva autonomamente la tendopoli o la baraccopoli. Ecco, questo è il modo di affrontare. La partecipazione è fondamentale. Ecco, si tratta di ricostruire le comunità di paese, di comune, ecco,
perché io penso che si siano molto, molto, molto indebolite. Ecco, per questo fatto di chiudersi davanti al televisore e non interessarsi. Si legge ogni 5 anni un sindaco e che dopo che si ragni lui. Non è così. Sì, il sindaco deve fare il suo dovere, ma contemporaneamente anche tu devi interessarti. Insomma, dei problemi. Dire la tua. Va bene, allora io ringrazio Barazzutti da una parte e dall'altra parte Garlatti per essere intervenuti a questa prima parte di trasmissione. Garlatti, quel nastro ce l'ha ancora? Sì, questo ce l'ho ancora, sì. E c'ho anche il disco che conservo come un cimelio. Potrei fare pagare un biglietto tipo museo per quel disco, perché veramente Immagino. è veramente un cimelio. Immagino, certo, è legato a un momento tragico, però alla fine forse quei momenti tragici devono farci aiutare a ricordarci, proprio il ricordo alle volte vuol dire anche non dimenticare, forse servono queste nelle giovani generazioni. La cosa principale, non dimenticare le vittime, esatto. Non dimenticare le vittime. E le giovani generazioni, quelli che sono nati millennials del 2000, non avendo provato il terremoto, probabilmente non sanno cosa vuol dire, non sanno cosa vuol dire magari reagire, ricostruire in questo momento. Io ringrazio... Scusi, io mi auguro, volevo solo far notare che domani, il 6 maggio, ricade di giovedì. Terremoto perché ci sia uno scuotimento che generi la partecipazione e l'interesse. Certo, grazie Barazzutti. Diceva Garlatti che non è... Domani è il 6 maggio e cade di giovedì come nel famoso 76. Così, voglio dire altro. Certo, speriamo che sia un 6 maggio diverso, un giovedì diverso. Grazie mille, grazie mille. Grazie, vi auguro entrambi buona serata. Bene, noi andiamo in pubblicità e poi spazio a un libro che è uscito oggi col Messaggero Veneto, una nota firma di una cronista del Messaggero Veneto, ce lo presenterà tra pochi minuti. Eccoci bentornati per questa seconda parte della nostra trasmissione. Vi faccio vedere in sovraimpressione, grazie alla nostra regia, un libro uscito oggi con il Messaggero Veneto, il terremoto in Friuli. Eccolo qua, in sovraimpressione Il risveglio dell'Orcolata, a cura di Giacomina Pellizzari. Ebbene, abbiamo qui con noi l'autrice di questo libro, appunto una firma del Messaggero Veneto, Giacomina Pellizzari. Buonasera Pellizzari. Grazie per l'invito. Allora, come è nato innanzitutto questo libro? Cosa raccoglie al suo interno? Ma questo libro è nato dall'esperienza che io ho fatto 5 anni fa, in occasione del quarantennale, dove ho seguito un progetto, ed era il progetto del giornale per ricostruire, per raccogliere le testimonianze dei terremotati, della ricostruzione, di quel periodo, insomma. E lavorando su questo progetto mi sono resa conto che quella pagina di storia, secondo me, è la vera pagina di storia del Friuli del secondo dopoguerra. Perché al di là del modello Friuli tanto osannato, ma una partecipazione nata dal basso come allora, che ha dettato la linea della ricostruzione, una capacità di ascolto da parte dei politici, degli amministratori e poi soprattutto questa delega, questa responsabilità che è stata affidata dallo Stato alla Regione e ai sindaci, un modello che poi non si è più ripetuto e che però è risultato l'unico modello vincente nella ricostruzione di una zona terremotata ampia come quella di allora, perché non dimentichiamo che i comuni disastrati erano 137. Certo. Pellizzari, quante testimonianze hai raccolto, foto, cosa ti è rimasto più impresso anche nella memoria tua di una giornalista, insomma, che spesso è andata sul campo a controllare direttamente la situazione
e spesso lavora sul campo, appunto, anche quando raccoglie la cronaca spicciola. Cosa le è rimasto più in testa in quegli istanti? Allora, mi è rimasto in testa il pianto delle mamme, questo sì, perché ho visto mamme piangere i loro figli a 40 anni di distanza e lo fanno tuttora, come nei momenti immediatamente successivi alla tragedia. Mi è rimasta in testa la determinazione della gente nel voler ricostruire dov'era e com'era, perché non dimentichiamo che allora eravamo in un momento di passaggio, cioè dalla civiltà contadina al boom economico. Il boom economico era arrivato in Friuli, ma non in modo determinante. Quindi il terremoto, diciamo che ha colto il Friuli e la sua gente nel mezzo di un guado, e la gente allora si è battuta a difesa della storia del Friuli, dell'identità, del senso di comunità, del voler ricostruire anche l'ultimo paesino, l'ultima frazione sperduta in chissà quale montagna. E quindi questi valori, secondo me, sono quelli che stanno alla base della ricostruzione, e mi verrebbe da dire, e infatti ho voluto scrivere questo libro anche per questo, perché in quell'esperienza io trovo molti valori che potrebbero essere recuperati oggi nel momento che stiamo vivendo, perché anche Esatto. oggi stiamo vivendo una sorta di terremoto che è la pandemia. Esatto, peraltro la pandemia ha mietuto fino adesso 3.000 vittime, il triplo praticamente qua in Friuli rispetto ai 1.000 insomma dell'Orcolat. Abbiamo sentito prima anche alcune testimonianze, abbiamo sentito Barazzutti, abbiamo sentito Garlatti che appunto hanno detto come adesso si sia più notizia quando si crea divisione piuttosto che unione. Il politico che si divide più dall'altro e ha delle idee diverse e ci si scontra magari su idee come coprifuoco 22 piuttosto che alle 23. Quale insegnamento ci può dare l'Orcolat in questo caso da riproporre proprio per ricostruire dopo la pandemia? Allora, sicuramente il senso di comunità, il confronto fondamentale anche per le scelte, cioè le scelte vanno condivise con la gente, e il saper cogliere un momento così drammatico, saperlo trasformare in un motore di sviluppo, perché non dimentichiamo che dal terremoto è nata l'Università di Udine, quindi un'istituzione scientifica di cui cioè, i giovani delle generazioni a venire potranno usufruirne. Poi sono nate tutta una serie di opere pubbliche, dalle autostrade, anche se una parte, cioè qualche cantiere era già stato progettato. Certo. Ma oggi come allora, cioè ci troviamo a progettare un recovery, una serie di interventi legati proprio al post pandemia e all'epoca al post terremoto. Cioè io vedo molte analogie in questo modello, perché un dato mi ha colpito: l'8 maggio del 76 la Regione ha votato all'unanimità l'istituzione di un fondo di solidarietà di 18 miliardi di vecchie lire. Bene, nel votare questa norma c'era già un elenco di opere pubbliche e c'era già, avevano già indicato, c'era già l'orientamento, l'intenzione insomma di ricevere questa delega dallo Stato e di assumersi la responsabilità per ricostruire. Ecco, erano decisioni diciamo che si prendevano all'istante
cose che invece non avvengono adesso, magari bloccate dalla burocrazia o da chissà che altro, oppure dalle divisioni. Ha portato l'esempio 8 maggio, è successo 6 maggio, insomma in 2 giorni esatto. si era subito rimboccati le maniche, quello che invece non accade adesso, e magari dopo 1 anno e mezzo si comincia a parlare di recovery fund, esattamente che cosa sarà, e non sappiamo ancora che cosa avverrà poi in Friuli Venezia Giulia, perché adesso si è aperta la discussione. Esatto. Teniamo conto che allora, cioè, ovviamente sono passati 45 anni, è cambiato il mondo da allora, Certo. è cambiato il modo di costruire, c'è una burocrazia che allora non c'era, perché le ordinanze le firmavano sulla carta da pacchi in strada, cioè era tutto molto più semplice da quel punto di vista. Le zone rosse sì, esistevano, ma non erano così severe come oggi, perché oggi se arriva un terremoto è tutto bloccato, nessuno può entrare nelle case, allora la gente entrava e usciva, recuperava. E poi comunque, ripeto, c'era questo legame con la storia, era un voler difendere anche la civiltà contadina che i friulani stavano per lasciare da un certo punto di vista. Cioè era un momento comunque fatto di contraddizioni, perché ad esempio Benzone, che era un monumento nazionale già allora, da un lato la gente avrebbe voluto avere anche case più moderne, più dal punto di vista logistico, più idonee al mondo che stava venendo avanti. Dall'altro però la forza del recupero della storia è stata più forte e si sono battuti per rifare il borgo dove era e com'era. Un borgo che poi oggi attira migliaia di turisti in un anno. Certo, certo, e sono esempi insomma da cui dobbiamo prendere ad esempio, e proprio dalle ricostruzioni, da disperazione si passa alla ricostruzione e poi allo sviluppo. E questo sviluppo raccontato soprattutto da una giornalista competente che oltretutto, oltre a fare il suo lavoro quotidiano, lo fa al servizio della comunità, è ancora più straordinario. La ringrazio Pellizzari per questo suo intervento, in bocca al lupo e complimenti anche per questo libro, insomma, che dà una ulteriore testimonianza anche per le giovani generazioni che non hanno conosciuto l'Orcolat. Infatti, se posso permettermi l'ultima cosa, forse è importante recuperare questa storia proprio per raccontarla ai giovani. Esatto. Grazie mille, grazie. Buona serata. Buona serata. Grazie. Bene, questo è l'ultimo intervento, noi ci vediamo domani sempre con Screenshot, non cambiate ovviamente canale, altra trasmissione tra poco e soprattutto ci vediamo domani sempre alle 19:45, arrivederci.